Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, FIFA 14, però per Xbox One ragazzi, Next Generation. Allora, prima cosa ragazzi, notizia non positiva. Sono andato a vedere nel mio giocatore e nella modalità carriera, per la modalità carriera interattiva con il Naples, e non c'è più, non ci sono più salvataggi. Sinceramente non me l'aspettavo, però niente, è rimasto solo foot e basta. Quindi adesso andiamo a vedere cosa fare, se cominciare un'altra carriera interattiva con un'altra squadra, perché chiaramente non ho palle ancora col Napoli, o fare un solo foot e Pro Club, che è quello dobbiamo ricominciare da capo. E, o non lo so, sinceramente, perché cioè, sinceramente potevano anche fare in modo di tenere i salvataggi almeno della carriera. Vabbè, insomma. Comunque andiamo, ho messo la neve così vediamo un po' la neve. 4 minuti, livello esperto, così da non prendere le bombe, perché ho visto che ragazzi c'è un piccolo problema che non so, cioè, che ho sentito che hanno anche altre persone, che praticamente i grilletti davanti sono un po' duri, insomma. Quindi non è facile cambiare giocatore. Vabbè, andiamo. Gioca la partita, gioca la partita. Balotelli, 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 fallo del paletto su Balotelli. Oh, Chelsea-Milan, nevicata allo Stamford Bridge. C'è da dire che la grafica è migliorata molto rispetto a FIFA 14 per Xbox 360. Adesso è più pulita e i tifosi sono fatti meglio. L'erbetta è in 3D. Cerca sempre il suo berrettino. Nevicata quotidiana, zoccolone in tribuna, tutto regolare. Siamo venuti fin qua. Ah ragazzi, il problema grosso, il problema del NAT limitato. Come cazzo si fa a aprire la porta NAT? Veramente, se mi potete dare questo aiuto, veramente siete dei fenomeni, vi regalo Tori per 10 giorni. Siamo venuti fin qua per vedere segnare caca. Andiamo. Chelsea, Milan. Nevicata comediana. Poli Anna per Cacà, Riccardino a Birsa, Valterone, Birsa, c'è, comunque ragazzi l'effetto della neve è bellissimo in alto che cade, è veramente bella. Cosa è successo? C'è il Kinect pronto, cosa succede? Oddio. Vaneggi comediani. È un po' duro il tasto per il cambio giocatore, cazzo. Se devo solo abituarmi, non lo so. Però la differenza che a livello grafica c'è. Sembra PC adesso, finalmente, bello pulito. Per fortuna. Oh. Ecco, questi sono i piccoli vaneggi che devo ancora capire. Vai, Montari per Birsa De Jong, vai Nigelone per Birsa, Valterone, check, parata di check. Nevicata incredibile allo Stamford Bridge, Mourinho è bello raffreddato. Occhio ragazzi. Porca puttana, freghiamo di sta palla. Bravo Nigelone, King Kong De Jong. Kakà, Riccardino, Isaacson, Dos Santos, Leite. Vai Kakà, il bambino d'oro, l'unico giocatore degno di questa maglia in questo Milan vergognoso, cazzo. De Jong che sta giocando bene, uno di pochi. De Jong, tiro ma in tribuna. Nigelone De Jong. Rinvio di check. Bravi, Birsa, Valterone, il piccolo Valterone sbaglia tutta, la palla schizza con questa neve beffarda.
È proprio bello anche il modo, cioè, come cade la neve, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Però io dovrei fare che la neve si accumula. Il sogno, cazzo, il sogno comendiano, occhio. Maxess, svegliati, abbiati. Mamma mia, il cambio giocatore è un problema, devo ancora abituarmi. Balotelli. Birsa. Balotelli per Poli, vai Polianna. Polianna per il Balo. Niente da fare, ma il Balo recupera in maniera splendida, splendidamente splendido, splendidamente splendido. Balo in mezzo per qualcuno di testa. De Jong, c'è Cech. Parata di Giampaolo Cech. Può ripartire il Chelsea, ragazzi. Dobbiamo stare attenti a quel Kinect maneggia, fioi. Perché lo possiamo anche disabilitare. Zappatone. Occhio di testa. E c'è! Incredibile! Mamma mia, incredible, ragazzi. Palo, linea clamorosa. De Jong. Oh, c'è fallo, non so dove mai fallo. Ricky se ne va, vai Kakà si invola, Riccardo, Kakà. Ragazzi, anche la rete della Porta è fatta meglio, è molto più reale. E Riccardino l'ha messa, il Riccardino Fuffolo l'ha messa, e i tifosi del Chelsea sono impietriti da un Kakà così maestoso. La. De Jong, Balotelli fuori gioco, ma vantaggio per il Chelsea. Balo, Marietto, Balotelli. Attenzione, rinvio sbagliato del Chelsea. Fine primo tempo, ragazzi, allo Stamford Bridge. Mamma mia, ha fatto un tiro di testa, ragazzi. È andata bene, fiori. È andata bene. Occhio. Ha chiesto il Chelsea con i vari Hazard. Ramirez vuole recuperare, ma ancora Emanuelson. Urbi Emanuelson. La palla schizza. Cech al rinvio un po' balordo. Birsa, mamma mia, se penso a questo Milan mi viene da vomitare. Mamma mia, che squadraccia che siamo. Siamo una squadraccia inutile. Purtroppo, lo dice il milanista Doc. Metto in fuori gioco, ma non accetto una squadra così. Non la riesco proprio ad accettare, ragazzi. Noi siamo il Milan. Balotelli, vede Kakà. Riccardo ancora, l'unico fenomeno di questa squadra che ancora si sacrifica dopo aver vinto tutto. Pallone d'oro, eppure corre di più degli altri, di quelli più giovani. Balotelli deve prendere esempio da un uomo come Kakà. Montari, aia. Occhio di testa, offside. No, che stronzata di Abbiati. Grande Abbia, ma stronzatona del Cumendone. Gran tiro dietro. Cosa succede? Clip gioco registrata. Mamma mia. Abate. Polianna. Bravo Poli da... niente, la palla vola. Ragazzi, sono uscite anche le leggende per l'Ultimate. Veramente Sony e Sheva Legend, ma è chiaro che è una roba impossible, veramente. Occhio,
Devo trovare almeno un giocatore da 1 milione per poterlo comprare e giocare tante partite, che il tempo è sempre... Attenzione Mario, volevo fare il gollazzo, Mario, e vaffanculo Mario. Dai che recuperiamo, madonna, freddo veramente polare allo Stamford Bridge. Mourinho è scioccato, Milan sta vincendo col Chelsea, cose impossibili, meno male che non si livello esperto, altrimenti prendiamo le bombe, ragazzi. Eto, l'hanno visto con le rose nel metro. Dai fioi, dai, bravo Young, bravo De Jong, King Kong, vede Kakà, ma troppo lunga la palla, poi è beffarda, la palla è beffarda, nevicata incredibile. Classica nevicata, abbastanza come indiana, non troppo però. Vai, Ocio, e c'è il gol, bellissimo gol del Chelsea, pareggio del Chelsea, i tifosi sono in estasi, che pippone di un commento, ragazzi. Prima partita su FIFA, però dai, ci sta, Prima partita su FIFA ci sta un po' di vaneggio. Adesso ragazzi aspetto chiaramente commenti se volete solo foot e Pro Club, una volta che il sistema però è nato, perché non riesco a parlare cioè non posso andare in chat, porca puttana, vabbè. E dopo se fare invece una modalità carriera interattiva però con un'altra squadra, o una modalità carriera a mia scelta, quindi andare subito con una big o con una squadretta piccola, adesso vediamo, o non lo so, se no, o fare pippe, quello che volete, qua pareggio, almeno il pareggio, dai, cazzo. No, cazzo, adesso rischiamo il contropiedone, ma buttalo giusto, merda. Sciabbiati, e Abbia c'è, e Abbia forse può lanciare Balotelli, no ragazzi, no. Ed è finita, ragazzi, 1-1 tra Chelsea e Milan. Nella realtà è proprio impossibile, è stato così, ragazzi. Buono, aspetto il commentino per capire come fare per il latte, se avete esperienza di aprire le porte, perché so che avete esperienza nell'aprire altre cose, però vediamo se riusciamo a capire sto nat. E aspetto commenti per cosa volete, perché la carriera interattiva con il Napoli è andata e purtroppo io non ho più FIFA 14 per Xbox 360, quindi è un problema. Raga, un saluto dal Comendone innevato veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.